Gentili telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento. In questa nuova puntata vi vogliamo raccontare di un sogno, un grande sogno, partito dai bambini di una scuola di un piccolo paese dell'Alta Padovana, Piombino Dese. È arrivato direttamente nell'aula del Senato, sono stati, pensate, ricevuti personalmente dalla Presidente Casellati. Ospite con noi in questa nuova puntata Cesare Mason, benvenuto Cesare, sindaco di Piombino Dese. Ciao Ida, buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Con orgoglio ancora una volta ci ha portato i suoi ragazzi che noi vi vogliamo presentare subito così. Buonasera. Buonasera. Viviamo in questo momento così difficile della nostra storia italiana, ma anche mondiale, perché i riflessi di questo momento tragico sono riflessi che sono in tutto il mondo, e vederli con gli occhi di questi ragazzi è stata per me una grande esperienza e mi ha fatto piacere leggere e vedere come spesso sono state accostate nelle vostre cartoline, quindi nei vostri pensieri, le due bandiere, la bandiera dell'Ucraina e la bandiera della Russia, per questa istanza, per questa richiesta di pace, di cessate il fuoco, che è venuta da tutte le parti, quasi con una voce sola, pur nella diversità di classi, di età. E quindi mi sembra che sia un grande messaggio che noi oggi, che voi lanciate al nostro paese. Non capita spesso che le istituzioni guardino ai lavori dei nostri ragazzi con così tanto interesse. Hanno capito che i potenti possono intervenire e possono fare qualcosa perché la pace ci sia, ma che questo deve passare necessariamente attraverso il dialogo, con un impegno quotidiano, coerente, continuo, ogni giorno. Grazie con il suo invito ad aver contribuito a rafforzare in noi la nostra speranza che ci possa essere un futuro di pace. Torneremo arricchiti da questa esperienza che ci accompagnerà per tutta la vita. Siamo come un puzzle ed ognuno è un pezzo unico. Abbiamo scelto il tema Tanti colori come i fiori, contro il razzismo e per la pace. La scuola ha anche pensato di creare dei cartelloni che rappresentano temi riguardanti la pace da appendere sui cancelli. Il diritto di vivere con una vita dignitosa appartiene a tutti noi. Sindaco, bellissimo, complimenti innanzitutto per i suoi ragazzi in primis e per il progetto, un'esperienza unica, straordinaria, un messaggio di pace portato a tutto il mondo, in primis a tutta Italia. Certo, mi emozionano ancora rivedere queste immagini e devo dire grazie soprattutto comunque all'enorme lavoro che sanno fare i nostri docenti, la nostra preside, un lavoro di gruppo da anni, lavorano per temi ogni anno diversi, la pace, la fratellanza, l'ambiente, appunto la natura. Ogni anno propongono questi percorsi didattici coinvolgendo sia gli alunni che i genitori, anche con delle marce vere e proprie, insomma toccando con mano quei progetti che portano avanti, facendoli realizzare a loro. Insomma un atto, un imprinting che vogliamo dare ai nostri giovani ragazzi. È così che si fa. L'imprinting è fondamentale per la crescita di una persona, su quello ci abbiamo lavorato quasi da 30 anni, abbiamo già avuto i riscontri positivi, per cui abbiamo capito che se si deve lavorare qui sui giovani. Davvero questi giovani portano a casa, Sindaco, qualcosa di concreto, l'imprinting alla vita, al lavoro, alle idee, come dice lei. Perché è vero che i giovani devono essere formati
È importante formarli così, ma soprattutto davvero si portano a casa risultati con questo tipo di formazione? Io credo di sì. Assolutamente sì, non c'è ombra di dubbio, e noi torno sempre a ripetere quel fatto successo qualche anno fa, dove dei giovani di 20 anni che proprio quando partimmo a Piombino con queste azioni sui giovani si indignarono nel vedere l'abbandono del rifiuto, l'hanno segnalato e poi si scatenò quell'inferno no mediale attorno a quell'immondizia che ho riportato a casa, praticamente il sacco dell'immondizia che ho riportato a casa, e quello è stato proprio il risultato di un lavoro che abbiamo fatto nei nostri giovani e per la nostra civiltà. Allora, lei sindaco fa tanto per i giovani e l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, lei è stato ancora ospite qui da noi, ma fa tanto anche per il suo paese. Allora, vediamo quali sono state, in tanti anni sono successe tante cose in 5 anni, però ce ne sono anche altrettante in cantiere da mettere giù. Le idee sicuramente a lei e a tutta la sua amministrazione non mancano, ma partiamo una cosa per volta. Partiamo subito con la notizia di questi tempi: la rotonda non si farà più. Di quale rotonda stiamo parlando? Stiamo parlando di una rotonda su una strada regionale, una rotonda, una strada ad alto scorrimento, definiamola così, di fronte a un grossissimo gruppo industriale che abbiamo lì in zona, e per dei problemi burocratici, vorrei dire comunque anche politici, c'è stato ritirato il finanziamento dapprima concesso dalla Regione. Ciò non ci spaventa, perché comunque alla fine il nostro primo obiettivo è di mettere in sicurezza le strade e i miei cittadini, per cui la quota parte del finanziamento che avevamo destinato di 360.000 euro per la realizzazione di quest'opera li manteniamo nello stesso capitolo e garantiremo la sicurezza ai miei cittadini con una meravigliosa pista ciclabile, l'attraversamento di questa regionale e il proseguo lungo la via, proprio perché il nostro primo obiettivo era comunque il cittadino che possa accedere in bicicletta e a piedi al centro del paese. Bene, andiamo per gradi, vediamo cosa è stato fatto intanto in questi 5 anni. Lei mi diceva, abbiamo curato in particolar modo le frazioni. Perché non è vero che le frazioni sono secondarie al centro, anzi sono le fondamenta che tengono su un centro, sono le mura di contorno. Sì, non esistono. La difesa. Ma guardi, per me non esistono le frazioni, esiste il comune, esiste il territorio, esistono i miei cittadini. Si prosegue sempre per dare importanza alla messa in sicurezza di un paese, sicuramente. Siamo partiti dalla frazione di Levada, dove abbiamo sistemato l'uscita dalla chiesa che era in piena curva su una provinciale, realizzando una rotonda terminata in questi giorni. Abbiamo messo a posto una parte della piazza. Su Torreselle, l'altra frazione, abbiamo sistemato l'incrocio tra 2 strade provinciali, dove era primaria anche qui la sicurezza, perché non si vedeva, non succedevano degli incidenti. Abbiamo semaforizzato quell'incrocio, procederemo a mettere in ordine anche la piazza del centro del paese, poi proseguiremo su Piombino Dese ancora. Continueremo, se vuoi continuo, guarda che io sto andando, Ida, io proseguo, allora, tu fermami se vuoi. No. Tanti sono i progetti ancora, tu mi dicevi già, parlavamo dei progetti futuri, però fermiamoci un attimo su tutte le cose che sono state fatte. Io mi ricordo della scorsa puntata sono state fatte degli importanti lavori anche sulle scuole. Sì, sulle scuole abbiamo realizzato gli impianti di direzione meccanica in tutte le scuole, e lì ci siamo accorti subito dell'effetto, perché da noi la pandemia nell'ultima tornata è arrivata con 1 mese e mezzo di ritardo rispetto ai dati di tutti gli altri plessi scolastici che non avevano installato questo tipo di trattamento, per cui questo lavoro che è stata una cosa innovativa, che avete saputo vedere veramente lontano. Sì, per mia professionalità, per la professione che svolgo, era un mio progetto che ce l'avevo nel cuore già dal 2019, anzi scusa, dal 2009, chiedo scusa, e è arrivata l'opportunità del finanziamento e l'abbiamo realizzato. Secondo il tuo punto di vista, come hai superato l'emergenza pandemia?
Guardi, nella pausa estiva delle scuole le abbiamo chiuse, abbiamo realizzato abbattimento di muri, abbiamo ampliato le classi per aumentare la distanza nelle classi, non abbiamo dovuto trasferire classi all'esterno del plesso, per cui siamo rimasti, tutti i ragazzi sono andati a scuola nella stessa scuola che frequentavano. Siamo riusciti a ottimizzare, a trovare spazi nuovi, per cui ci siamo usciti alle grandi e il 1° settembre era tutto pronto. Una domanda personale: come hai vissuto da sindaco il momento della pandemia? C'è stato un momento in cui hai detto è troppo difficile, non ce la faccio, oppure tu hai sempre sorvolato il problema? Come ho scritto qualche giorno fa, gli aerei decollano quando il vento è contrario. Mi piacciono le sfide, mi divertono assolutamente, perché se ci si impegna si può arrivare dove si vuole nella vita. È quello che insegno anche ai nostri giovani. Molte sono state le cose fatte, i problemi superati, molte sono le cose da fare. Parliamo adesso dei progetti futuri che avete in cantiere. Andiamo uno alla volta. Nuove strutture degli spogliatoi degli impianti. Cesare. Sì, quella è un'opera che aspettavamo da molti anni, ci verrà realizzata da un'azienda a scomputo oneri, come si dice, quindi il Comune non tirerà fuori una lira. Spogliatoi che serviranno sia al calcio che all'atletica o comunque ai fruitori degli impianti che abbiamo. La sistemazione di tutto il centro con asfaltature. Quella è stata realizzata ormai in gran parte, l'ultimo pezzettino sarà la sistemazione attorno all'ex consorzio agrario che abbiamo lì in centro, e quella tra l'altro sarà anche il mio prossimo obiettivo del prossimo mandato se verrò rieletto. E difatti parliamo proprio di quest'area di 3.200 metri quadrati, tanto spazio disponibile. Spazio enorme, sì. Enorme, dove il mio obiettivo sarà quello di un recupero, si chiama di archeologia industriale. Archeologia industriale? Sì, spiegaci bene cosa vuol dire. Praticamente vecchi opifici, anni 50-70, quindi con travature in legno e tavelle sul soffitto, corpose, massicce, molto industriali, come si dice, edifici industriali di quel tempo, vengono abilitati a un uso, praticamente spazi enormi aperti che possono essere divisi per fare diverse attività, comunque sfruttati sia per fare dalle sale da pranzo a mostre, che soprattutto mostre d'arte, eccetera, eccetera. È uno spazio enorme ed è nella piazza del centro del paese, per cui quello è il prossimo obiettivo, punto e basta. È veramente una chicca, il vostro fiore all'occhiello questo, ma avete in cantiere anche un grande progetto che noi lo presentiamo per ultimo, ma non è sicuramente ultimo, è il raddoppio dell'asilo della scuola dell'infanzia e anche della scuola nido nella frazione di Ronchi, parlando proprio di frazioni. Quindi tu mi dicevi 150 bambini asilo più 34 nido, sono tanti, Certo, nascerà un grandissimo polo per l'infanzia dove verranno concentrati gli investimenti. Praticamente abbiamo sfruttato il PNRR per presentare questo progetto. Avevamo gli spazi per farlo, in questo enorme raddoppio nella nostra frazione di Ronchi, 6.200.000 euro. Ribadiamolo questo, 6.200.000 euro. Sì, un progetto che andrà, se non succede qualcosa, da qui i prossimi giorni per l'approvazione, è già stato approvato dal Ministero. Anzi, ci hanno chiamato e ci hanno fatto i complimenti addirittura dei funzionari, perché il progetto è estremamente bello, con i sacri crismi per una buona crescita per i nostri figli, per la luce, per gli spazi, per tutto quello che l'edilizia oggi può proporre. Certo, tu hai detto per la crescita dei nostri buoni figli, fino all'ultima dei nostri buoni figli, ed è questo che io apprezzo veramente di te, perché questa è già la terza puntata che noi facciamo assieme e devo dire che ogni volta tu inserisci tutte le cose belle dal turismo, dalle cose essenziali che servono per il tuo paese, ma in primis e infine tu chiudi sempre per il futuro dei nostri buoni figli. E noi vogliamo chiudere così, ancora una volta, questa bella puntata. Ti auguro veramente di poter fare, ma sarà sicuramente così, tutti questi lavori per la tua comunità. E io ti rinnovo l'invito a venire qua con noi, perché ogni volta comunque ci porti sempre qualche novità e qualcosa di bello e di buono da proporre ai nostri telespettatori. Lo farò volentieri. Grazie Cesare di essere stato ancora una volta in nostra compagnia. Io ringrazio anche voi gentili telespettatori di essere stati sempre in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Angolo di Ida. Buona serata.
Grazie Cesare. Grazie Ida, a te. Ciao a tutti.